Il mantello magico di Cimolais. C'era una volta un ragazzo che viveva a Cimolais, un paesello tra le montagne con vie strette e case colorate. Non ci abitavano tante persone, ma come dice il detto, pochi ma buoni. Il paese era molto carino, una piazza in porfido con una grande chiesa dal campanile alto che si vede da lontano. Poco più avanti un bar che faceva anche d'albergo, dove la gente si fermava a chiacchierare dopo le passeggiate. La mamma del ragazzo gli raccomandava continuamente di non andare nel bosco verso il cornetto, perché era molto pericoloso e diverse persone in passato erano sparite senza lasciare traccia. Ma lui era curioso, molto curioso. La curiosità era il suo più grande difetto. Così, un giorno d'autunno, decise di uscire e si incamminò verso il monte Cornetto, che in dialetto chiamano Cornet. Arrivato ai piedi del monte, prese il sentiero che portava nel bosco. Camminò finché non trovò una fontana di pietra, con l'acqua fresca che scendeva veloce. Lì per terra vide un mantello strano. Lo raccolse e se lo mise sulle spalle. Continuò il percorso e la vista era mozzafiato. Si vedeva la valle e il paesello di Erto arroccato sul fianco della montagna. Non aveva mai provato una sensazione così bella. Ma il sole stava calando e doveva tornare indietro. All'improvviso sentì dei passi e vide un cespuglio muoversi. Si nascose dietro un albero, ma la curiosità era più forte. Guardò e vide un lupo grande, maestoso, con il pelo grigio e marrone. Provò ad avvicinarsi per accarezzarlo, ma il lupo non lo vedeva. Strano, pensò. Poi capì, il mantello lo rendeva invisibile. Era magico. Il ragazzo iniziò a scendere per tornare a casa. A metà strada si tolse il mantello e lo mise in tasca. Ma il lupo lo vide e si avvicinò senza fare rumore. Quando stava per azzannarlo, il ragazzo sentì dei passi dietro di sé. Era il lupo. Con il cuore che batteva forte, corse più veloce che poteva. Il mantello cadde dalla tasca e lui, disperato, cercava di ritrovarlo. All'ultimo momento fece una finta, poi cambiò la direzione e riuscì a riprendere il mantello. Se lo mise in fretta e sparì alla vista del lupo. Mentre tornava verso il paese, successe qualcosa di strano. Il mantello iniziò a brillare e lo portò in un posto che non aveva mai visto. Una radura con un vecchio mulino abbandonato. Lì trovò un libro aperto su una pietra, con scritte che parlavano di un mantello dei coraggiosi. Il ragazzo lo sfiorò e il libro si chiuse da solo, come se avesse capito che lui era il nuovo custode. Finalmente tornò a casa, stanco e impaurito. La mamma, arrabbiata, gli chiese dove fosse stato. Lui rispose che aveva fatto un giro nei boschi. Per punizione non lo fece uscire per diverso tempo. A quel periodo fu solo studio e niente giochi, ma il ragazzo non raccontò mai a nessuno del mantello e del segreto che aveva scoperto nel bosco.